Cosa le posso dire? Oltre che siamo distrutti, siamo Immagino. distrutti, siamo distrutti. Lei è la mamma? Sono la mamma e cosa vuole che le dica? Il dolore è tremendo nelle parole di Carla, la mamma di Riccardo Gemo, nell'abitazione dove il diciannovenne risiedeva con la famiglia a Creazzo. La tragedia ha scosso tutta la comunità. Riccardo, domenica notte, siedeva sui sedili posteriori della Peugeot 207 che si è schiantata sulla rotatoria di Asiago. Alla notizia, attorno all'abitazione in via Molini si è immediatamente stretta la cerchia degli amici, dei vicini. Il sindaco Carmela Maresca, in segno di lutto, ha deciso di lasciare le bandiere a mezz'asta in comune, che erano ancora in quella posizione per onorare i carabinieri caduti a Casteldalzano. Riccardo avrebbe compiuto 20 anni a dicembre ed era il maggiore di 3 figli, un ragazzo sano e sportivo, amato e conosciuto in paese. Prima di appassionarsi allo sci aveva iniziato a giocare a calcio nella squadra di Altavilla. Saranno sicuramente in tanti che mercoledì prossimo parteciperanno ai funerali a Dolmo di Creazzo. Saranno celebrati alle ore 15 nella chiesa di San Nicola, una decisione espressa subito dalla famiglia. E abbiamo cercato di anticiparli il prima possibile anche per i miei figli, per non essere sempre in una situazione di questo tipo. Riccardo, vi dico, era un bravo ragazzo e aveva- era impegnato, era diventato allenatore di sci, aveva Infatti. fatto, lavorato e coi pochi soldi si è pagato un corso per prepararsi come studente per medicina, poi è entrato a fisioterapia. Era finalmente felice, non usciva mai di casa, eravamo anche preoccupati perché era sempre sui libri.